Benvenuti e bentornati all'Almanacco, 14 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.12. La luna si leva alle 4.28 e cala alle 18.33. Oggi è il giorno di San Mattia, l'apostolo scelto per occupare il posto lasciato vuoto da Giuda. È il patrono degli ingegneri e dei macellai. Il nome Mattia ha radici ebraiche e porta con sé un significato bellissimo, dono di Dio. Oggi, 14 maggio, celebriamo la giornata mondiale degli uccelli migratori. È l'occasione perfetta per alzare lo sguardo al cielo e riflettere sulle incredibili rotte che questi instancabili viaggiatori percorrono ogni anno, unendo continenti e superando ogni confine naturale. Proteggere quindi il loro habitat significa proteggere l'equilibrio della vita sul nostro pianeta. Buon compleanno a Cate Blanchett, che oggi compie 57 anni. L'attrice australiana, regina di eleganza e talento, vanta ben 2 premi Oscar per The Aviator e Blue Jasmine e continua ad incantare il mondo con le sue capacità di trasformarsi in ogni ruolo, dalla regina Elisabetta I alla potente Hela della Marvel. Passiamo a Robert Zemeckis, che festeggia oggi i suoi 74 anni. Il regista che ha letteralmente inventato il futuro e il passato grazie a capolavori come la trilogia di Il Ritorno al futuro, ma che ci ha anche insegnato a correre insieme a Forrest Gump, un vero visionario del cinema contemporaneo. E infine buon 59esimo compleanno a Valeria Marini, la showgirl stellare per eccellenza che prima di dominare il piccolo schermo e reality con la sua simpatia travolgente ha iniziato la sua carriera nel cinema, diventando una delle icone più riconoscibili del costume italiano. I'm losing, ovvero sto perdendo. Furono queste, secondo i figli, le ultime parole di Frank Sinatra, che ci lasciava il 14 maggio 1998. Figlio di un siciliano di Lerarca Friddi, The Voice è stato molto di più di un cantante, è stato il simbolo di un'epoca. Tutto il mondo si fermò per piangere quella che resta probabilmente la più grande voce maschile del XX secolo. Se hai il tagliere di legno che ha assorbito l'odore di cipolla o aglio, strofilano con mezzo limone e sale grosso. Il sale gratta via i residui e il limone disinfetta, eliminando ogni tipo di odore. Tornerà come nuovo in un attimo. Buongiorno ai 12, la Luna oggi passa dal razionale Saturno al turbolento Marte. Le emozioni quindi tendono a lasciarsi un po' andare. Cosa accade nello zodiaco Ariete? Per voi le emozioni sono travolgenti, sono giornate molto piene di qualcosa che sicuramente ha a che fare con una vostra piacevole riuscita sentimentale. Toro. Per voi oggi le notizie sono abbastanza morbide e intuitive, qualcosa capta la vostra attenzione ma non sapete ancora bene definire cosa. Riuscirete comunque a tradurre in parole ciò che sentite verso sera quando vi confiderete un po' con il partner. Gemelli, per voi la giornata oggi è segnata da una bella Venere che finalmente comunica un po' meglio col resto dello zodiaco, quindi si appianano alcune divergenze e si pone un livello di intesa con il partner molto maggiore. Cancro, per voi oggi è una giornata molto intensa, Sole e Mercurio non fanno altro che bombardarvi di stimoli e darvi tutte le possibilità per trovare delle soluzioni immediate e veloci ad un vostro progetto che richiede una grande mobilità. Leone, per voi oggi è una giornata veramente molto importante, le sicurezze che percepite, le azioni che potete ancora realizzare, il vostro margine aumenta di molto, per cui oggi più entusiasti e motivati darete anche molto di più bene in amore. Vergine, per voi oggi è una giornata che esige una grande presa di posizione, proprio perché forse vi troverete nelle condizioni di fare capire alla vostra equipe, alla vostra squadra, che è il momento che passate voi a capitanare la faccenda e che tutto venga svolto secondo la vostra volontà. Non vi sbaglierete sicuramente e dimostrerete una capacità di strategia non comune.
Bilancia, per voi oggi la giornata è un po' presa da pensieri che prima sembrano un po' claustrofobici, un po' limitanti e che poi invece diventano possibilità d'azione che sfrutterete in tutte le maniere per portare a compimento un vostro progetto. Scorpione, oggi la luna è un po' distante dal vostro cielo e non dialoga molto bene con voi. Cercherete infatti di trovare una condizione di dialogo ottimale con chi vi sembra un po' distante. Sagittario, luna di trigono per voi che vi fa vedere più chiaro il percorso da fare e soprattutto come agire per intercettare meglio i vostri desideri, i vostri bisogni e le vostre ambizioni. Capricorno, luna di quadratura per voi, una luna che però non riesce a trattenere la voglia di pianificare ancora. Molti Capricorno hanno deciso di diventare padri, è un ottimo periodo per questo segno zodiacale. Acquario, potreste riuscire in un progetto veramente molto complesso, ma a voi piace vincere in squadra e soprattutto con un aiuto e una compagnia femminile che vi aiuterà moltissimo. La luna oggi è complice per la realizzazione di progetti grandi e ambiziosi. Pesci, per voi oggi la luna parla di grande novità a livello economico, potete progettare qualcosa di veramente molto valido per aumentare la vostra qualità di vita. Un atto di coraggio straordinario. Il 14 maggio 1931 al Teatro Comunale di Bologna il leggendario direttore d'orchestra Arturo Toscanini si rifiutò di suonare l'inno fascista. Per questo venne aggredito e schiaffeggiato dalle camicie nere. Fu solo grazie al suo autista Emilio, un uomo dalla forza prodigiosa, che il maestro riuscì a mettersi in salvo in auto mentre Emilio respingeva a mani nude gli aggressori. Nel mondo dello spettacolo si dice spesso break a leg, rompeti una gamba. Sembra un malaugurio, ma è esattamente il contrario. Deriva infatti dalla leg line, la linea che separava il backstage dal palco. Superarla, quindi romperla, significava andare in scena e di conseguenza essere pagati. In Italia preferiamo il classico in bocca al lupo, ma lo spirito è lo stesso. Coraggio, lo show deve iniziare. Charles Baudelaire, un poeta maledetto. Un uomo che ha vissuto sul filo del rasoio tra una noia esistenziale, lo spleen, e una ricerca disperata di bellezza assoluta. Tra debiti, assenzio e amori tormentati, Baudelaire ha trasformato il suo dolore in rime sublimi, diventando il padre del simbolismo francese. Un matto che ha saputo vedere i fiori anche nel male. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Il pubblico è come una donna, se sei indifferente è la fine. Grazie di cuore per essere stati con noi anche oggi, fatemi sapere cosa vi ha incuriosito di più lasciando un commento sui nostri canali social. Io vi aspetto sempre qui anche domani per un appuntamento con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.